La lingua napoletana. La maggior parte dei termini della lingua napoletana sicuramente derivano dal latino, ma anche dal greco, soprattutto dal greco, e anche dal francese e da altre lingue anche molto più antiche, tipo l'arabo. Però sicuramente ci sono alcuni termini che sono di nascita relativamente breve. E tra questi ricordiamo per esempio il termine unipala. Un Hippol noi lo sappiamo tutti che cos'è, è un groviglio di peli di fattezza umana oppure di peli di tessuti, quali ad esempio la lana, e questo groviglio che diventa un po' una sorta di pallina che si appiccica ai tessuti, si appiccica alle magliette, alle maglie che noi indossiamo. Ma in realtà un hippal etimologicamente che significa? Un hippal è un termine che in realtà è stato portato qui dagli americani, gli americani che a metà secolo ci sono venuti a salvare dal terrore del fascismo e del nazismo e hanno portato questi nuovi termini perché nipple deriva dall'inglese, dall'americano nipple, che significa appunto capezzolo. Infatti il capezzolo non è altro che un tondino che si trova in una parte liscia del nostro corpo e quindi molto evidente. E anche i nipple, che noi abbiamo identificato come groviglio e quindi come pallina di tessuto, si appiccica su delle maglie dei vestiti lisci e si mettono così molto in evidenza. Quindi la somiglianza del capezzolo a questo groviglio di tessuto, a questo groviglio di peli, ha fatto sì che noi napoletani coniassimo un nuovo termine nella nostra lingua che è appunto unippola.